L'umanesimo che le istituzioni educative cattoliche sono chiamate a costruire è quello che propugna una visione della società centrata sulla persona umana e i suoi diritti inalienabili, sui valori della giustizia e della pace, su un corretto rapporto tra individui, società e Stato nella logica della solidarietà e della sussidiarietà. È un umanesimo capace di infondere un'anima allo stesso progresso economico, perché esso sia volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Ricostruire l'umanesimo significa anche orientare il lavoro educativo verso le periferie sociali, le periferie esistenziali. Attraverso il servizio, l'incontro e l'accoglienza si offrono opportunità ai più deboli e vulnerabili. In questo modo si cresce insieme e si matura comprendendo i bisogni degli altri.